Sono contento di essere di nuovo con voi nella presenza della parola del Signore. Sono passate alcune settimane da quando non ci siamo incontrati sul social. Il tema che desidero condividere con gli amici, coloro che ci ascoltano sul social, i nostri fratelli nel Signore Gesù Cristo, porta come titolo «È la vostra ora e la potenza delle tenebre». Cari miei, noi come persone passiamo attraverso diversi momenti nella vita, momenti di gioia, di tristezza, momenti di disorientamento, momenti di scoraggiamento, momenti di confusione. Io penso che i momenti più dolorosi nella vita sono i momenti in cui scopriamo di essere soli. Questo è specifico del momento di Gesù Cristo, un momento di solitudine. In Luca capitolo 22, versetto 53, il Salvatore fa una dichiarazione abbastanza tagliente, una dichiarazione che va fino al midollo osseo per l'essere cristiano fedele e sincero. Mentre ero ogni giorno con voi nel Tempio, non mi avete mai messo le mani addosso, ma questa è l'ora vostra, questa è la potenza delle tenebre. Nello stesso modo il popolo di Dio scoprirà in questi momenti solenni alla fine del tempo che si trova da solo davanti a una potente tempesta. I nostri momenti di libertà sono contati e come popolo di Dio camminiamo verso il momento in cui dovremo pagare il prezzo della nostra fede, il prezzo delle nostre dichiarazioni, il prezzo della nostra fedeltà e il prezzo della nostra lealtà e amore verso il nostro Signore Gesù Cristo. Nel momento della suprema ora in cui Gesù Cristo concluderà il suo lavoro di intercessione nel santuario del cielo, noi come popolo vivremo momenti di agonia e preghiera che saranno simili a quello di Gesù Cristo nel Getsimani. Nei momenti di dolore e agonia interiore dell'anima, quando i peccati dell'intero mondo sono stati messi tutto un tratto sulle spalle del nostro Redentore, quando Gesù Cristo ha sentito quello che senti tu ed io quando pecchiamo, quando un'intera montagna di peccati è stata rovesciata sulle spalle del nostro Redentore, quando nei momenti di solitudine ha chiamato i suoi amici più fidati, Pietro, Giacomo e Giovanni, che non sono stati capaci di vegliare insieme a lui almeno per un'ora. Con dolore nell'anima guardava come Pietro, alcune ore dopo, bestemmiava rinnegando Dio e Gesù Cristo davanti a una donna. Con dolore nell'anima guardava i discepoli che correvano per scappare e salvare la loro vita, dimenticando che era esistito un Gesù nella loro vita. Con dolore nell'anima guardava il cielo e il cielo si è oscurato perché il Padre tace, gocce di sangue scorrono sulla sua fronte e aggrappandosi con disperazione ad una roccia fredda, con le ultime forze umane si appoggia sulla pietra fredda, alzando uno sguardo verso Dio e prega per 3 volte: Padre, sia fatta la tua volontà, non la mia. In Getsimani Gesù Cristo si è confrontato con una verità che gli ha infranto il cuore. Sapete, cari miei, esistono dei momenti nella vita in cui noi possiamo dire la verità in una maniera tale da distruggere colui che ci sta davanti. La verità si può dire, si può condividere, a volte con compassione, con mansuetudine, con misericordia, o la verità può essere usata come accusa, come una critica, che può distruggere totalmente la speranza di colui che viene accusato. In questi momenti di tenebre terribili, quando i 3 apostoli dormono, il Salvatore incontra la stessa provocazione incontrata nel deserto, ma questa volta il Signore Gesù non incontra la bugia, ma incontra la verità. I discepoli che hai protetto, eccoli come scappano tradendoti e dimenticando che tu sei mai esistito nella loro vita. Ieri o l'altro ieri hai curato 10 lebbrosi e di 10 solo uno è tornato a dire grazie Signore
E quello non era ebreo, era pagano. Perché vuoi morire? Guarda che sei solo, rigettato dal Padre, dal cielo. Non vale la pena morire per questi uomini terreni. Lascia il mondo nelle mie mani, perché loro meritano il loro destino, e tu vai su dal Padre e sii felice come eri finora. Ma il Redentore ha guardato te, ha guardato me, ha guardato le nostre famiglie e si è ricordato il nostro dolore, ha ricordato la nostra solitudine e ha detto: no, ho deciso di andare avanti con il piano della salvezza. In Getsimani, quando il peso delle nostre colpe arriva e preme forte sulle sue spalle, ha detto: sì, vale la pena morire per loro, vale la pena a morire per voi. E oggi siamo nei momenti più decisivi che sono stati mai vissuti da qualche generazione di uomini sulla terra. Preghiamo insieme, abbiamo formato dei gruppi di preghiera, cantiamo insieme, lodiamo Dio insieme, andiamo in una chiesa dove ci troviamo bene, ma arriva il tempo in cui non avremo più questi privilegi e noi ci troveremo da soli, noi e il Dio che abbiamo adorato, noi e il Dio che abbiamo amato. E vi voglio dire che la prova che ha passato Gesù Cristo, la prova della solitudine, la prova dell'apparente sconfitta, sarà la nostra prova nella notte della distretta di Giacobbe. E l'ora è la potenza delle tenebre, diceva Gesù Cristo, e la loro ora è la potenza delle tenebre, ma come delle stelle brillanti nell'oscurità profonda dell'intero pianeta, il popolo di Dio brillerà nelle ore della notte, quando preghiere ardenti fatte con grida e lacrime amare verso colui che ci può salvare dalla morte sono il segnale che il popolo di Dio è vivo e viene conservato dalla grazia e misericordia del nostro Padre dal cielo. Vorrei fare un collegamento tra la dichiarazione di Gesù Cristo che dice: questa è la vostra ora e la potenza delle tenebre, e la dichiarazione di Klaus Schwab che diceva: la pandemia è una finestra socchiusa che rappresenta un'occasione rara per riflettere, reinventare e ripristinare il nostro mondo. Nello stesso modo il principe Charles ha fatto una dichiarazione quasi identica di quella del signor Schwab. Abbiamo una finestra di opportunità unica che si restringe rapidamente per imparare lezioni e reimpostarci su un percorso più sostenibile. Questo ha dichiarato Charles mercoledì alla riunione del Forum Economico Mondiale. Ho alcune domande di buon senso per voi e per me stesso. La prima domanda: perché questa è un'occasione unica? Perché è un'opportunità rara? Perché deve essere reimpostata? Perché la versione di un nuovo ordine mondiale è più benefica? E se un nuovo ordine mondiale è più benefico, allora per chi lo è? Per il bene comune o per l'elite che guida? Vorrei leggere da Giovanni, capitolo 10, versetto 1 e 2. In verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro, è un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. Vedete? Il Salvatore è molto rispettoso e non entra forzando la porta, né aspetta un'opportunità per entrare dalla finestra. Gesù Cristo dice: ecco, io sto alla porta e busso. Quindi Gesù Cristo non perde la pazienza. Lui sta alla porta e bussa. Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce, non entrerò con forza. Chiederò il permesso, entrerò da Lui, cenerò con Lui ed Egli con me. Quanto diverso è il modo nel quale Dio e l'Evangelo cooperano con l'essere perduto in comparazione con i metodi freddi e cinici
di coloro che desiderano liberarsi di noi perché siamo troppi. Spurgeon, un predicatore consacrato, fa una dichiarazione che mette in chiaro le cose. Non sappiamo mai quanto cattivo può essere un uomo finché gli viene predicato l'Evangelo. L'Evangelo si manifesta come un sfondo bianco per stabilire quanto è oscuro il cuore umano. Cari miei, quei grandi signori che si sono riuniti al Forum Economico Mondiale non sono interessati alla presenza di Dio. Vedrete in seguito una dichiarazione fatta da Louis de Brandieu che dice che il nostro governo insegna a tutto il popolo tramite il suo esempio. Se il governo diventa un trasgressore della legge, questo genera disprezzo verso la legge, imparando ognuno a diventare legge per se stesso e di conseguenza invita all'anarchia. Cosa diceva questo grande intellettuale? Che se un governo che guida sempre con la forza dell'esempio diventa trasgressore della legge, le persone di queste strutture diventano ladri, omicidi, ingannatori, bugiardi, adoratori di idoli, arroganti, vanagloriosi. Questa potenza dell'esempio provocherà la stessa anarchia nella società che loro non desiderano. Nel libro di Ecclesiaste, capitolo 3, versetto 16, attenzione, non è Giovanni 3,16, ma Ecclesiaste 3,16, Salomone, stanco della vita, dice: ho anche visto sotto il sole che nel luogo stabilito per giudicare c'è impietà e che nel luogo stabilito per la giustizia c'è impietà. Questa dichiarazione che Salomone fa in Ecclesiaste 3,16 di sicuro è una testimonianza ispirata ed io lo prendo come una profezia. Per cui, cari miei amici, noi viviamo il nostro Getsemani. La solitudine dolorosa e terribile che Gesù Cristo ha affrontato è la solitudine, lo scoraggiamento e il momento terribile che attraversiamo anche noi. Il Salvatore ci ha promesso che sarà con noi fino alla fine del mondo e per quanto conosco io Gesù Cristo, fino ad oggi, dopo 35 anni di convivenza con il Salvatore, vi posso dire con la mano sul cuore, cari miei, che il mio Gesù, il mio Salvatore caro e amato, non ha perso nessuna battaglia. Voglio condividere con voi la dichiarazione dell'uomo di legge, Bill Barr, una personalità del mondo americano che ha la più grande influenza, un uomo della legge che padroneggia la Costituzione, una persona che conosce davvero i principi fondamentali vitali di una società libera. Lui ha aggiunto che al momento il Paese si confronta con pressioni senza precedenti sulle libertà civili. Barr ha detto che l'ordine di isolamento domiciliare è molto vicino agli arresti domiciliari, ma ha aggiunto: non dico che non è stato giustificato. La vita in USA non tornerà al normale finché un vaccino contro il coronavirus non sarà arrivato in modo pratico in tutto il mondo. L'ideologia dell'isolamento domiciliare viene dal signor Bill Gates. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva 2 corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Questa dichiarazione mette in evidenza almeno 2 aspetti fondamentali. Che significa parlare come un agnello e agire come un dragone? Duplicità caratteriale. Questo versetto biblico mi ricorda la tattica praticata dai pirati sulle navi assassine che sotto una falsa bandiera si avvicinavano alle navi civili. Sembra che Hitler abbia usato la stessa tattica nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. La Bismarck era la più attrezzata nave da guerra, il prodotto dell'intelligenza e del genio militare tedesco di quell'epoca. Questo stratagemma di guerra che usavano i pirati e più tardi la Germania nazista è la stessa strategia che usa in questo momento il governo del nuovo ordine mondiale. Questa dittatura, che è il riflesso della dichiarazione di Apocalisse capitolo 13-11, non è altro che la tirannia delle persone che desiderano controllare il pianeta senza Dio.
Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Cari miei, la Bibbia tratta la religione, non la politica, e tanti di noi ci siamo domandati perché nei temi con carattere religioso portiamo avanti delle cose che vengono molto discusse in politica, in televisione e sui social. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Imponi un rituale religioso in un certo giorno, un certo mese o un certo periodo dell'anno, o lo obblighi a digiunare di mercoledì mentre lui vuole digiunare di martedì. Ci tocca la perdita delle libertà. Dobbiamo affrontare delle forze potenti che non negoziano. Stiamo davanti a una cruda realtà in cui dobbiamo affrontare una nuova ideologia di vita condivisa solo da alcuni sulla terra, che desiderano trasmetterci una realtà premasticata, diversa da quella che vediamo con i nostri occhi. Questa attitudine aggressiva di controllare la mente, di guerra psicologica, di indurre le persone a pensare come te e vedere le cose così come le vedi tu, sorge dal grande ordine dei Gesuiti creato da Ignazio de Loyola, che a quei tempi fece una grande dichiarazione. Se la Chiesa ha definito qualcosa di nero, ma che ai nostri occhi ci appare bianco, dobbiamo quindi affermare che è nero. Il rapporto tra l'uomo e società è mediato o tradotto solo dal potere dominante, che sia lo Stato o la Chiesa, che definisce per l'individuo come appare il bianco o come appare il nero. Tali metodi insultano le operazioni matematiche più fondamentali. Viviamo quel tempo in cui le persone ci obbligano di considerare la bugia come verità e la verità come bugia. Nella lettera 55 del 1895, l'autore americano di libri Ellen G. White fa una dichiarazione verificata e dimostrata dal mondo scientifico di oggi. Una bugia creduta e praticata diventa verità per loro. Così si realizza lo scopo di Satana, che gli uomini raggiungano queste conclusioni attraverso il lavoro delle loro menti inventive. Quello che succede sui media e social in questo momento, nel mondo cosiddetto ufficiale, non è altro che promuovere la bugia come una propaganda per indurre noi, le pecore, ad ascoltare una bugia che si ripete di continuo, bugia che al fine rimarrà impressa nella nostra mente come una verità. Quindi noi smetteremo di essere selettivi in base al principio di Paolo che dice provate ogni cosa e ritenete il bene. Smetteremo di pensare, diventeremo dei robot che seguiranno delle istruzioni senza pensare, senza sentire, senza amare e senza coscienza. Nel libro Meraviglioso Mondo Nuovo, scritto da Huxley nel 1984, l'investigatore dice a Winston Smith: la verità è importante, ma più importante dal punto di vista pratico è il silenzio sulla verità. Quello che l'investigatore provava a insegnare a Winston è di ignorare la realtà, ignorare la verità e di smettere di definire la realtà con i propri pensieri e occhi. L'investigatore ammonisce Winston: apprendi con difficoltà, Winston. E lui dice: che posso fare? Come potrei non vedere quello che sta davanti a me? 2 più 2 fanno 4, no? E l'investigatore dice: a volte, Winston, a volte fanno 5, a volte fanno 3,
a volte tutte insieme, devi sforzarti di più. Non è facile diventare sano. Vedete, le persone che pensano e filtrano le informazioni sono pazzi. Quindi il mio consiglio per voi e per me stesso in primo è di investigare le scritture per trovare dentro la verità e le risorse per la vita eterna. Cari miei, viviamo in un mondo avvelenato e sono convinto che senza la Bibbia, senza la preghiera, senza Dio e senza il nostro Gesù Cristo saremmo divorati vivi. Abbiamo zero opportunità di sopravvivenza. In Giovanni capitolo 1 versetto 29 abbiamo la meravigliosa dichiarazione di Giovanni Battista che dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Dio non ha mandato nel mondo una bestia per salvare le persone, per convincere gli uomini a tornare alla misericordia e l'amore del Padre Celeste. Dio ha mandato nel mondo un agnello. Quale sarebbe stata la nostra opinione su Dio se in questo contesto ci fosse stato nella Bibbia un versetto falso del tipo ecco la bestia di Dio che toglie il peccato del mondo? Che avremmo pensato noi riguardo al Padre nostro del cielo se invece dell'agnello di Dio avesse mandato l'orso di Dio o il dragone di Dio? Ma vedete, Gesù Cristo non è venuto come una bestia, ma come un agnello. E qui sta il segreto per capire tutta la scrittura. Il libro di Genesi è il libro alfa della scrittura, che è contestato dagli scienziati che non credono in Dio, ma in un'altra cosa. E il libro di Apocalisse viene contestato dalle grandi sfere religiose. Vedete, cari miei, Gesù Cristo tiene nella mano sinistra il libro di Genesi, Alfa, e nella mano destra tiene il libro di Apocalisse. E Gesù si identifica con questi due libri e dice: io sono l'Alfa e Omega, il principio e la fine dell'opera di Dio. Il mio appello a voi è di non leggere la Bibbia in maniera soggettiva attraverso lo stomaco. Amo i Salmi, amo il libro di Colossesi, amo il libro dei Romani, amo Galati, Efesini, amo tutti questi libri bellissimi dell'Apostolo Paolo, ma nello stesso tempo sono innamorato anche del libro di Apocalisse. Nel Salmo 11, versetto 2, Davide dice: perché ecco, gli empi tendono l'arco, aggiustano le loro frecce sulla corda per tirarle nel buio contro i retti di cuore. Questa è l'intenzione di coloro che guidano il mondo oggi. Il signor Antonio Fauci, un personaggio molto misterioso del governo degli Stati Uniti, che sembra sia uno dei veterani che non esce mai dal sistema di potere, che ha l'influenza e l'autorità di dare delle direttive, fa una dichiarazione molto simile a quella del signor Bill Gates. Credo che per la fine dell'anno 2021, ovviamente, se tutti quanti saranno vaccinati e si continuerà a implementare i servizi di protezione pubblica di cui abbiamo parlato per tanto tempo negli ultimi mesi, gli Stati Uniti arriveranno ad abbassare di molto il livello di contagio del coronavirus o proprio a farlo sparire. Voglio dirvi che questo significa tendere l'arco. Ecco che gli empi tendono l'arco, aggiustano le loro frecce sulla corda per tirare di nascosto contro i reti di cuore. Noi tutti sappiamo che siamo creati da Dio e siamo responsabili davanti al Padre Celeste riguardo a come ci prendiamo cura del nostro corpo e della nostra mente. Quando siamo nati, Dio non ci ha dato una mano in più di riserva o due teste o 4 occhi di riserva nel caso in cui ne perdessimo uno. Così come Davide diceva: ti lodo Signore perché sono una creatura così meravigliosa, anche noi possiamo dire come Davide: ti lodo Padre perché mi hai creato in un modo così meraviglioso. Il nostro Padre dal cielo guarda il signor Antonio Fauci e gli risponde attraverso l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 3,19. Infatti, la sapienza di questo mondo è follia presso Dio, poiché sta scritto: Egli è colui che prende i savi nella loro astuzia. Nessuno contesta il coefficiente di intelligenza di queste persone come Bill Gates o Antonio Fauci. Il problema sta nel fatto che la loro saggezza senza Dio è distruttiva. Lui prende i savi nella loro astuzia. Certo che nel mondo civilizzato le opinioni sono divise riguardo a prendere o non prendere un vaccino di questo genere.
se si può chiamare vaccino, perché è un'altra cosa. Elon Musk, una delle più brillanti menti che esistono negli Stati Uniti in questo momento, fondatore di Tesla, ha fatto una dichiarazione audio. Io e mia moglie non facciamo il vaccino perché non facciamo parte dalla classe di coloro che sono al rischio di contagiarsi con il virus. Vedete, le persone ricche che detengono il denaro, detengono influenza, non saranno obbligati a inoculare nel loro corpo quello che loro considerano essere nocivo e pericoloso. Ma noi, gente comune, che non abbiamo soldi e la forza di opporci, saremo sicuramente alla disposizione di leggi arbitrarie che promuoveranno e applicheranno questo esercizio con o senza la nostra volontà di inoculare nei nostri corpi delle cose che noi non desideriamo. Elon Musk fa un passo avanti e nomina Bill Gates knucklehead, come dire testa quadrata, in base alle critiche che riguardano il vaccino, mentre le critiche nei confronti del miliardario continuano. Un antico detto dice che la bugia ha le gambe corte e penso che siete d'accordo con me. Nelle ultime settimane ho sentito l'evolvere di questa crisi chiamata Covid-19. La beata occasione mi ha portato davanti ad un'informazione basata su un rapporto recente rilasciato dal CDC, Centro di Comando e Prevenzione delle Malattie negli Stati Uniti, per il momento la più seria istituzione americana, e questa dichiarazione è spaventosa. In base al rapporto, solo il 6% dei deceduti hanno il Covid-19 come causa menzionata, scoprendo che il 94% dei malati morti avevano anche altre cause. Certo che questo rapporto ci obbliga a raggiustare tutti i calcoli fatti fino ad oggi e la nostra possibilità di essere infettati di questo virus è di 1 a 3.836 casi. La possibilità di essere internati in ospedale a causa di questo virus è di 1 a 852.000. La nostra possibilità di morire di Covid-19 è di 1 a 19,1 milioni. Ho avuto l'opportunità di trovare questo nuovo tweet che arriva con un nuovo rapporto dal CDC che dice che la nostra possibilità di sopravvivenza tra 0 e 19 anni è di 99,997%. La nostra possibilità di sopravvivenza tra 20 e 49 anni è di 99,98%. Tra l'età di 50 e 69 anni è di 99,5%. E quelli oltre 70 anni, come il Presidente degli Stati Uniti, che è stato dichiarato positivo e dopo 3 giorni è uscito dall'ospedale senza ricevere nessun vaccino, ma semplicemente gli sono stati somministrati dei supplementi che hanno rafforzato il suo sistema immunitario e lui è uscito davanti alla Casa Bianca e ha detto: cari amici, potete vincere il coronavirus. A 74 anni, con la grazia di Dio, sono sano. Un gruppo di dottori, ovviamente non convenzionali, si sono presi cura della sua salute. Quindi, cari miei, il coronavirus può essere vinto anche senza vaccino. Il buon senso mi costringe in questo contesto di condividere con voi l'attitudine che dobbiamo avere, attitudine che si riflette nelle parole di Galileo Galilei, che rispondeva ai dogmatici religiosi. Non mi sento costretto a credere che lo stesso Dio che ci ha dotato di buon senso, ragione e intelletto desidera che noi rinunciamo a usarli. Un'altra domanda di buon senso che credo sia giusta per questo tempo: la vaccinazione obbligatoria è una dogma religiosa o una parte della scienza satanica?
Vi invito a leggere. L'autorità che imporrà la vaccinazione ai bambini deriva dalla dottrina chiamata Parens Patriae, attraverso la quale lo Stato assume l'autorità relativamente allo stato di benessere del bambino. Dottrina chiamata Parens Patriae è un'espressione tipica latina e noi sappiamo che tutte le dichiarazioni fatte nella lingua latina sorgono in qualche modo da Roma, dalla profondità dell'ordine gesuita fondato da Ignazio di Loyola. In 1 Corinzi, capitolo 3, versetto 16 e 17, la parola di Dio dice: non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. Se nel 1975 1 su 5.000 bambini si ammalava di autismo, nel 1982 era 1 su 2,500 bambini, nel 1994 1 su 500 si ammalava di autismo, nel 2000 1 su 166 si ammalava di autismo. Nel 2004, 1 da 150 bambini si ammalavano di autismo. Nel 2009, 1 a 110 bambini si ammalavano di autismo. Nel 2011, 1 da 68. Nel 2013, 1 da 45 bambini si ammalavano di autismo. Viene stimato che nel 2032, 1 su 2 bambini sarà ammalato di autismo. La mia domanda è: possiamo noi guardare negli occhi di Dio e assumerci la responsabilità delle nostre azioni? È triste che nel nostro mondo la morte è salita sulla finestra. Come dicevano i protagonisti del nuovo ordine mondiale, è una finestra di opportunità che si chiude con rapidità. In Geremia 9:21 il nostro Padre dal cielo descrive molto tristemente questa esperienza, poiché la morte è salita alle nostre finestre, è entrata nei nostri palazzi per far sparire i bambini dalle strade e i giovani dalle piazze. Quando guardi queste cifre, cari miei, quanti bambini soffrono? Il principe Philip, il fondatore del movimento ambientalista, faceva una dichiarazione interessante in un articolo scritto da Alicia Seretani. Nel caso potessi rinascere, vorrei tornare come un virus mortale per contribuire con qualcosa a risolvere la sovrappopolazione. Nello stesso articolo fa un'altra dichiarazione interessante. La crescita della popolazione umana è probabilmente la più grave minaccia alla sopravvivenza a lungo termine. Siamo di fronte a un grave disastro se non viene frenato, non solo per il mondo naturale, ma per il mondo umano. Queste dichiarazioni vanno direttamente contro le dichiarazioni del nostro Padre dal cielo che ha detto: crescete, moltiplicatevi e riempite la terra. Nel Salmo 12, versetto 2, esiste una dichiarazione di Davide che dice: ciascuno mente parlando con il prossimo, parla con labbro adulatore e con cuore doppio. Il principe Philip parla di proteggere il pianeta e della grande minaccia. La grande minaccia è l'uomo. All'inizio del nostro studio ho parlato di Apocalisse capitolo 13. Adesso vorrei invitarvi a leggere insieme una dichiarazione molto profonda scritta da Mosè attraverso la rivelazione. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Gli antediluviani erano giganti, persone che in base al rapporto di Genesi vivevano fino a quasi 1000 anni. Questo rapporto di Genesi disturba moltissimo coloro che hanno fiducia nel teorema dell'evoluzionismo. Immaginatevi un uomo che vive quasi 1000 anni in base al rapporto di Genesi, che gli viene permesso di mettere in atto il male. E per questo è venuto il diluvio e ha colpito tutti. Quelli che sono sopravvissuti al diluvio, i discendenti di Noè e dei suoi figli, hanno creato una torre, la torre di Babele, sotto la guida di Nimrod. Si sono proposti di creare il Bab Ilu, la porta degli dei, da cui risulta il nome di Babele, o la grande Babilonia.
Nimrod era colui che si opponeva, l'oppositore, una forma di anticristo. E vedete in Genesi 11:6, di nuovo, dopo il diluvio, la società si è riunita per creare un nuovo ordine mondiale e Dio è venuto all'appuntamento domandando: ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. E ovviamente Dio ha confuso la loro lingua. Hanno desiderato creare un nuovo ordine mondiale, ma Dio ha diviso quella unità nella lingua e cultura in più lingue e più nazionalità. Quindi, cari miei, non abbiamo imparato niente da questa esperienza. A 25 dicembre 2005 c'è stato il messaggio per Natale del Papa che annuncia in Urbi et Orbi il nuovo ordine mondiale. Nel 24 ottobre 2011 il Vaticano propone un nuovo ordine mondiale e di creare una banca centrale planetaria. Poco dopo, nel Parlamento europeo, Maria da Assao Esteves, membra del gruppo politico del Partito Popolare Europeo, dichiara: i parlamenti si uniranno per governare il mondo. Avremo tutti una sola cultura e una sola religione. Vedete, i protagonisti del nuovo ordine mondiale vengono contro le intenzioni e i piani di Dio. È vero che il nostro Padre dal cielo desidera che noi siamo uniti in un solo sentimento e un solo pensiero nel parlare la stessa lingua, ma tutte queste cose non succederanno sotto il dominio del peccato e finché il peccato domina sulla terra. Questo succederà quando il nostro Signore Gesù Cristo tornerà sulle nuvole del cielo, risusciterà i morti e li porterà a casa al nostro Padre dal cielo. Ricordavo nel tema di prima, la guerra delle ombre, di una personalità conosciuta nel mondo politico americano, George Soros, che faceva una dichiarazione: le elezioni del 2020 decideranno la sorte di tutto il mondo. Lui sa che esiste una battaglia. Questo Signore, che ha tantissimi soldi, sa che esiste un'opposizione da parte di Dio e che il nostro Padre dal cielo non permetterà alle persone, per quanto ricche siano, di fare quello che loro desiderano. Dio non fa dei piani con loro. Questo fine anno che vivremo tutti attraverso la grazia di Dio sarà uno dei più decisivi che l'umanità ha mai vissuto. Ronald Reagan sapeva che da qualche parte, in qualche tempo, sarebbe avvenuta la caduta del mondo libero e lui diceva: se perdiamo la libertà qui, si riferiva all'America, non c'è posto dove scappare. Questa è l'ultima resistenza sulla terra. Vorrei leggere un versetto biblico insieme a voi da Abacuc, capitolo 3, versetto 16. Ho udito e le mie viscere fremono, le mie labbra tremano a quel rumore. Un tarlo mi entra nelle ossa, io tremo a ogni passo. Aspetto in silenzio il giorno dell'angoscia, quando il nemico marcerà contro il popolo per assalirlo. Questo succederà presto, che sarà questo autunno, che sarà più tardi, noi non sappiamo. L'unica nostra possibilità di sopravvivenza è di ritornare alla parola di Dio. Certo che l'ignoranza sincera provoca ingenuità, e per questo potrei nominare l'ingenuità una pandemia più grave di questo virus, che ha un tasso di mortalità di 0,026%. Moriranno molte persone perché hanno trattato con indifferenza la voce piena di amore di Dio e hanno rifiutato l'appello generoso di un Padre che ha amato e amerà fino alla fine. Per cui, secondo il Salmo 91, vivremo nei mesi a seguire dei momenti e tempi in cui 1000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Quali sono le condizioni affinché un miracolo del genere accada a me e a te? Sono gli ultimi versetti del Salmo 91. Poiché Egli ha riposo in me il suo amore, io lo libererò e lo leverò in alto al sicuro perché conosce il mio nome.
Quando le persone moriranno alla tua destra e alla tua sinistra, tu sarai protetto sotto le ali della bontà e l'amore di Dio. Ha una sola condizione: perché mi ama. Io lo proteggerò, lo salverò e gli darò la vita eterna. La mia domanda è: amiamo noi il Signore Gesù? Viviamo noi in un'atmosfera celeste insieme a Lui? Sapete, abbiamo parlato della bestia di Apocalisse capitolo 13, ma non vorrei dimenticare la bestia che vive in ognuno di noi. Quella natura umana, peccaminosa, che spesso provoca delusioni, quella parte carnale che noi spesso nutriamo, può distruggere il nostro scopo o la nostra intenzione per la vita eterna. Uno dei più rispettabili dignitari della storia dell'esercito americano, Dwight D. Eisenhower, fa una dichiarazione: se la protezione è tutto ciò che gli americani desiderano, possono andare in carcere. Avranno abbastanza cibo, un posto letto e un tetto sopra la testa. Ma se un americano desidera conservare la sua dignità e uguaglianza dei diritti umani, lui non deve piegare la testa davanti a nessun governo dittatoriale. Noi cristiani non crediamo nel combattimento o nella violenza. Come cristiani noi pieghiamo la testa davanti ai nostri nemici, così come diceva il nostro Signore Gesù Cristo. Benedite coloro che vi odiano. Pregate per quelli che vi maltrattano e vi perseguitano. A chi ti chiede la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fane con lui 2. Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Cari miei, siamo chiamati ad essere pieni di coraggio, vestiti di buon senso, di rispetto, vestiti di saggezza e dignità dei principi, vestiti dell'umiltà di Gesù Cristo. In Genesi capitolo 3 versetto 5 abbiamo una dichiarazione molto interessante. Ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. In altre parole, se non mangiate dall'albero siete ciechi. Questa è l'insinuazione. Se mangiate dall'albero vi si apriranno gli occhi. Ma aspetta un po', fino ad ora i miei occhi sono stati chiusi. Conoscerete il bene. Ma conosciamo il bene? Sì, ma conoscerete anche il male. Da allora esiste questa immagine. La conoscenza del bene, la conoscenza del male e la conoscenza del misto, del bene e il male. Pitagora era influenzato da questa suggestione da Genesi 3:5 e fece una dichiarazione che diventa il portavoce e il modello di guida del mondo moderno. L'uomo è la misura di tutte le cose. Se l'uomo è la misura di tutte le cose, significa che l'uomo è Dio, che conosce il bene e il male. In 1 Timoteo 6:20 la parola di Dio ci dice: «O Timoteo, custodisci il deposito che ti è stato affidato, evitando i discorsi vani e profani e le argomentazioni contrastanti di quella che è falsamente chiamata scienza». Il signor Joe Biden, ex vicepresidente nell'amministrazione Obama, è innamorato di una dichiarazione che ripete spesso davanti alle telecamere: «Follow the science». Segui la scienza. La mia domanda per voi oggi è: la scienza segue Dio? L'Apostolo Paolo dice che oggi esiste una scienza che falsamente si chiama così. Una scienza malefica, una scienza che usa l'intelligenza per distruggere tutto intorno. E questa scienza non viene approvata da Dio. Se facciamo un'investigazione ragionevole riguardo la scienza, vorrei che insieme a me facciate una serie di domande alla scienza. La scienza può sbagliare?
Abbiamo il permesso legale di dubitare di alcune azioni intraprese nel nome della scienza? La graduale rimozione delle libertà personali per motivi scientifici può essere contestata da altre persone di scienza che hanno delle opinioni diverse riguardo le stesse cose? La scienza moderna è esattamente quello che era il dogma per la religione nell'era buia del Medioevo? Quanto affidabile può essere la scienza quando cambia i dati ogni volta che gli interessi politici, religiosi o finanziari lo chiedono? Possono gli interessi finanziari influire sulla scienza in una maniera tale da diventare uno strumento del male per la distruzione dell'umanità? Un virus più pericoloso del Covid-19 è l'ignoranza sincera che porta alla ingenuità. E poi arriviamo a Goya, il sonno della ragione che partorisce dei mostri. Il grande artista spagnolo che nella sua arte è riuscito a descrivere il carattere macabro e miserabile della corte reale. Non possiamo chiamare scienza quello che non ci permette di verificare. È una specie di religione o culto, qualsiasi altra cosa, ma non scienza. E come diceva anche l'Apostolo Paolo, provate ogni cosa e ritenete il bene. Questo è il motto di ogni cristiano sincero e onesto. Un consiglio saggio dice che se vuoi sapere chi vuole governarti, guarda chi non ti puoi permettere di criticare. Se guardate i simboli dell'Organizzazione Mondiale di Salute, una corona composta dagli allori della vittoria, che simboleggia la potenza e la supremazia di Roma antica. Vedrete il pianeta Terra con un palo conficcato in mezzo, intorno al quale si trova un serpente arrotolato. Questo è il simbolo del serpente o il grande dragone che inganna l'umanità, un simbolo che non è cristiano, che è stato scelto dall'Organizzazione Mondiale di Salute. Questa è l'ora vostra, è la vostra occasione e la forza delle tenebre. Un altro simbolo che ho, che è molto simile al simbolo dell'Organizzazione Mondiale della Salute, è il simbolo del dollaro, sempre un serpente arrotolato intorno ad un bastone. E il terzo simbolo è quello della Bibbia, che ha origine nel triste momento nel deserto in cui il popolo di Dio si stanca della guida divina e desidera vivere sotto un regime dittatoriale, un governo del serpente. E allora Dio ha permesso al popolo di Israele nel deserto di vivere per un tempo sotto l'autorità, l'influenza e il governo del serpente. I serpenti sono venuti nell'accampamento, li hanno morsi. Mosè ha appeso un serpente di rame a un palo. Tutti dovevano guardare questo serpente di rame e ovviamente se avevano fede erano guariti. Molti sono morti. Più tardi, quando questa pandemia di serpenti che mordono si è diffusa dappertutto nell'accampamento, anche nelle nostre famiglie e nelle nostre chiese, nelle città e nella società in cui viviamo, il Padre Celeste nella sua misericordia è tornato con pietà verso loro dopo che sono stati morsi dai serpenti, mentre il popolo in maniera ignorante ha preso il serpente di rame e hanno continuato ad adorarlo come un Dio che opera dei miracoli. Da allora viene questa espressione, farmacia o farmacheio, nella lingua greca antica che significa fare dei miracoli o fare la magia, farmacheio, stregoneria. L'industria farmaceutica oggi guida il mondo e l'Organizzazione Mondiale della Salute non è altro che il suo braccio armato. In 1 Giovanni, capitolo 5, versetto 19 è scritto: noi sappiamo che siamo da Dio. E posso gridare alleluia, ringraziamo il Padre Celeste perché siamo dal Signore Gesù e dal Padre. E sappiamo ancora un'altra cosa, dice Giovanni, che tutto il mondo giace nel maligno. Questa non è la mia dichiarazione, è la dichiarazione del Signore Gesù, la dichiarazione dell'Apostolo amato e il logo che viene presentato, che simboleggia la missione dell'Organizzazione Mondiale per la Salute,
non è altro che la magia o la farmachea del governo del nuovo ordine mondiale che si basa sulla dichiarazione o consiglio del serpente di Genesi 3 e 5. Mangiate, vi si apriranno gli occhi, sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Ma cari miei, io credo che questa è la fatale audacia di coloro che vanno contro il Dio. Col rischio di ripetermi, desidero ricordarvi il libro scritto da Bertrand Russell, L'impatto della scienza nella società, del 1953, libro per il quale ha ricevuto il premio Nobel. Vi ricordate le informazioni che ho condiviso con voi che si trovano in questo libro? La dieta, le iniezioni e le interdizioni combinate in un'età giovanile possono produrre quel tipo di carattere e fede che le autorità desiderano. Così ogni critica severa contro le autorità diventa impossibile psicologicamente. Per questo, cari miei, come cristiani dovremmo considerare i consigli della parola di Dio riguardo il nostro corpo e la nostra mente. Cosa mangiamo, cosa beviamo, come ci vestiamo, come viviamo, come lavoriamo, ha un impatto sulla nostra salute personale, sia fisica che intellettuale ed emozionale. È il nostro dovere di vegliare e di rispettare il nostro corpo e la nostra mente. La popolazione non conoscerà il modo in cui gli vengono inoculate le convinzioni. Quando la tecnica sarà perfezionata, ogni governo che ha educato generazioni di persone in questo modo potrà controllare tutta la popolazione in modo efficace e sicuro, senza avere bisogno di polizia o esercito. La propaganda educazionale fatta con l'aiuto del governo potrà ottenere dei risultati in una sola generazione. Esistono però due forze potenti che si oppongono ad una simile politica. Una è la religione e l'altra è il patriottismo. La mia conclusione è che una società scientifica può essere stabilita solo in certe condizioni. La prima tra tutte sarebbe un solo governo mondiale che detiene il monopolio sopra le forze armate e di conseguenza capace di imporre la pace. Cari miei, questo libro è stato pubblicato nel 1953 ed io ho pubblicato sulla mia pagina Facebook una pellicola di un documentario del 29 febbraio 1956, esattamente 3 anni dopo la pubblicazione del libro di Russell, in cui il commentatore diceva: gli esperti prevedono che alla fine dell'anno 2020 apparirà un nuovo virus che si diffonderà da qualche parte dell'Asia in tutto il mondo. E dato che i viaggi internazionali sono disponibili anche per i cittadini comuni, una malattia che negli anni precedenti sarebbe stata isolata si diffonderà con velocità in tutto il mondo. Come facevano le persone a sapere nel 1956 che nel 2020 ci saremmo confrontati con una crisi simile, se non perché farmachia o il governo o l'impero del serpente hanno creato questo stratagemma per produrre le circostanze sociali con le quali ci confrontiamo oggi? Non sono contro la scienza, al contrario, ho una grande considerazione per le persone che hanno esposto al rischio la loro vita per dire la verità nel contesto di una persecuzione silenziosa e aggressiva contro di loro e contro le loro famiglie. Ho tutto il rispetto per le persone di scienza che hanno avuto il coraggio di parlare contro l'eco della maggioranza. Tutto il rispetto per i dottori, le infermiere, per le persone che lavorano in ogni ramo della scienza e hanno avuto il coraggio di rimanere fermi e dire la verità così come è. In Daniele capitolo 2, versetto 21-22, la parola di Dio ci incoraggia non solo noi, ma tutte le persone che amano la scienza. Egli muta i tempi e le stagioni, egli depone i re e li innalza,
Egli dà la saggezza ai savi e la conoscenza a quelli che hanno intendimento. Egli rivela le cose profonde e segrete. Egli conosce ciò che è nelle tenebre e la luce dimora con lui. In questi due versetti biblici abbiamo l'espressione Dio o Egli per 6 volte in circostanze speciali. Egli muta i tempi e le stagioni. Questo significa che Dio non può essere colto di sorpresa da una crisi mondiale come questa. Egli depone i re e li innalza. Questo significa che Lui è quello che cambia il rapporto di forza a livello mondiale senza domandare a qualcuno. Egli dà la sapienza ai savi e la conoscenza a quelli che hanno intendimento. Questo significa che Lui è l'autore della scienza, la vera sorgente della scienza del bene. Egli rivela le cose profonde e segrete. Questo significa che il Signore Gesù è colui che informerà il suo popolo riguardo i piani nascosti dell'opposizione e della gente malvagia. Egli conosce ciò che è nelle tenebre. Questo significa che solo Dio conosce la natura del peccato e sa cos'è il peccato. E la luce dimora con Lui. Significa che in Dio si trova speranza per noi e per i nostri bisogni di oggi. Da Lui, da Dio, da Gesù Cristo, il nostro Salvatore, si trova la buona novella, la sorgente di speranza per domani. E in Abacuc, capitolo 3, versetti 17 a 19, dice: anche se il fico non fiorirà e non ci sarà alcun frutto sulle viti, anche se il lavoro dell'ulivo sarà deludente e i campi non daranno più cibo, anche se le greggi scompariranno dagli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle, esulterò nell'Eterno e mi rallegrerò nel Dio della mia salvezza. L'Eterno, il Signore è la mia forza. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle mie alture. Una speranza meravigliosa. Spero di passare l'eternità insieme sul mare di vetro. Spero di guardare negli occhi di Gesù, di abbracciare i piedi di colui che ci ha portato la pace e spero che tutti insieme un giorno possiamo cantare il cantico dell'agnello e di Mosè. In quel grande e bellissimo incontro tra noi e il nostro Padre dal cielo. Vi auguro un buon proseguimento verso un fine anno di preghiera, digiuno, di studio della parola di Dio e di consacrazione. Che Dio ci benedica tutti quanti, adesso e in eterno. Amen.